Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati, benvenuti a questa puntata di TV7 Match. Una puntata, Ermanno, che torniamo ad aprire, come è stato del resto la settimana scorsa, occupandoci dell'insediamento, e questa volta l'insediamento c'è stato, del 47esimo presidente americano. Donald Trump ha giurato lunedì, lo ha fatto all'interno perché fuori faceva troppo freddo, ma comunque diciamo c'è stato questo giuramento. Il giuramento è una tradizione e naturalmente lui ha seguito la tradizione, ma come ha fatto questo giuramento è quello che ha detto è la cosa più importante, per cui torniamo e verifichiamo se quello che avevamo predetto, pronosticato nella precedente trasmissione, si è parzialmente verificato. La mia impressione è che stiamo entrando in una seconda fase degli Stati Uniti, la fase dell'impero, dove effettivamente l'impero è un concetto antico, inventato da Giulio Cesare, dove un'entità organizzata può sfruttare tutte le altre. È quello che sta succedendo in America, che fino adesso non succedeva e comincerà naturalmente non solo con la tecnologia, ma anche con l'aumento delle tasse e dei dazi, perché naturalmente questo comporta un aumento delle risorse dello Stato che poi impiegherà naturalmente nelle tecnologie per fare lo sbalzo in avanti, e con noi abbiamo gli ospiti dell'altra volta, certo, su cui torneremo a discutere sullo stesso tema e interpretare ancora una volta le parole di Trump. Allora, per voi che siete a casa, presento gli ospiti che sono con noi. Abbiamo in studio il professor Stefano Luconi. Buonasera, professor Luconi. Buonasera e grazie di avermi rinvitato. Certo, grazie a lei. Lo ricordiamo per i telespettatori, insegna storia degli Stati Uniti d'America all'Università di Padova, e ringrazio per essere tornato qui da noi anche il collega Francesco Pontelli. Buonasera. Buonasera, grazie dell'invito. Buonasera Francesco, è un giornalista economico che abbiamo spesso, entrambi lo possiamo dire, Ermanno, ospiti per, certo, come dire, per aiutarci un po' anche ad analizzare e cercare di capire quello che sta accadendo. Certo. Perché questa nuova, ed è il secondo mandato di Donald Trump, apre tutta una serie di situazioni nuove anche a livello internazionale. Sì. Almeno così in apparenza sembra che sia così. Perché quello che insegna è la storia insegna perché si ripete, ma l'economia è quella che comanda, e di conseguenza abbiamo due esperti in questo senso, ma io incomincerei con il nostro contributo e poi commenteremo tutto quello che ha detto Trump. Contributo numero 1. Donald Trump ha giurato lunedì come 47esimo presidente degli Stati Uniti, una cerimonia come prevedibile in stile hollywoodiano, anche se celebrata all'interno del Campidoglio a causa delle gelide temperature, come non accadeva da anni a Washington, dove per l'insediamento di Trump sono arrivati i grandi delle aziende big tech, da Elon Musk a Jeff Bezos, da Tim Cook a Mark Zuckerberg, che hanno applaudito il ritorno del tycoon. Non si erano mai visti in una cerimonia pubblica tutti insieme gli imprenditori più ricchi e influenti del paese. L'età dell'oro dell'America inizia oggi, ha detto Trump, parlando nella stessa sala che era stata devastata 4 anni fa dai suoi sostenitori, tentando di ribaltare l'esito del voto che aveva portato alle elezioni di Joe Biden. Se il primo mandato di Donald Trump e la sua conclusione erano stati turbolenti, la seconda era promette di essere ancora più dirompente della prima. Joe Biden ha definito la nuova amministrazione una nuova oligarchia che minaccia la democrazia americana. Sono stato salvato da Dio per rendere di nuovo grande l'America, ha invece detto il tycoon, facendo riferimento all'attentato di cui era rimasto vittima la scorsa estate. In un discorso intriso di accenti imperialistici, Trump ha annunciato che restituirà alla vetta più alta d'America, il Monte Denali, il suo vecchio nome, Mount McKinley, in onore del presidente repubblicano assassinato nel 1901. Ha ribadito inoltre
l'intenzione di piantare la bandiera americana su Marte, di rinominare il Golfo del Messico Golfo d'America e di riprendere il canale di Panama. Dopo la cerimonia Trump si è poi subito dedicato alla firma di 26 ordini esecutivi, 12 memoranda, 4 proclamazioni, un record assoluto, ordini che prevedono tra le altre cose la grazia a quasi tutti i 1600 sostenitori arrestati nella rivolta del Campidoglio del 6 gennaio 2021, la sospensione temporanea della messa al bando di TikTok, il ritiro degli Stati Uniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dagli accordi di Parigi sul clima. Addio al Green Deal, quindi riprenderemo le trivellazioni, ha detto Trump, e si potrà acquistare l'auto che si vuole e non solo elettriche. Ha decretato poi lo stato d'emergenza nazionale alla frontiera con il Messico, ordinando alla sua amministrazione di cessare di concedere la cittadinanza ai figli nati negli Stati Uniti da migranti clandestini. Sempre sul tema immigrazione, Trump ha dato poi il via a una caccia allo straniero irregolare nel paese, ordinando espulsioni di massa, e ha minacciato dazi del 25% per il Messico e il Canada a partire dal 1 febbraio. Come prevedibile, l'arrivo di Trump alla Casa Bianca prelude a tempi difficili anche per l'Europa. Al World Economic Forum di Davos, in corso in Svizzera, la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha avvertito che l'ordine mondiale cooperativo che avevamo immaginato 25 anni fa non si è trasformato in realtà. Siamo entrati in una nuova era di dura competizione geostrategica, ha detto la von der Leyen. Le principali economie mondiali stanno gareggiando per l'accesso alle materie prime, alle nuove tecnologie, alle rotte commerciali globali, dall'intelligenza artificiale alla tecnologia pulita, dalla quantistica allo spazio, dall'Artico al Mar Cinese meridionale. La gara è iniziata, ha detto ancora la Presidente. Ma pur avendo compreso tutto questo, avverte la von der Leyen, dovremo lavorare insieme per evitare una corsa globale al ribasso, perché, ha spiegato, non è nell'interesse di nessuno rompere i legami nell'economia globale. Negli ultimi 25 anni l'Europa ha fatto affidamento sulla crescente ondata del commercio globale per guidare la sua crescita, ha aggiunto ancora, ha fatto affidamento sull'energia a basso costo dalla Russia, e l'Europa ha troppo spesso esternalizzato la propria sicurezza. Ma quei giorni sono finiti, ha detto Ursula von der Leyen. Le regole di ingaggio tra le potenze globali stanno cambiando. Non dovremmo dare nulla per scontato. Ecco, è un po' un quadro generale che ci induce a discutere su questo argomento. Lascerei la parola al professor Necconi. Grazie. Dunque, il discorso dell'insediamento del Presidente è per tradizione un'occasione per esporre il programma, e Trump ha fatto sostanzialmente questo. Vorrei aggiungere che lo ha fatto anche con toni leggermente diversi dal discorso dell'insediamento del 2017. Ha cercato di comunicare ottimismo, l'età dell'oro è cominciata, è il giorno della liberazione, dobbiamo riprendere a perseguire il sogno americano. Nel 2017 i toni erano invece molto più foschi, molto più pessimisti, aveva insistito molto sul carnage, sulla carneficina in corso negli Stati Uniti. Nonostante questo non ha mancato di rimproverare, fra l'altro davanti al presidente Biden, ormai ex presidente perché aveva già giurato, Trump, gli errori commessi, soprattutto in due campi: quello dell'incapacità di controllare l'immigrazione irregolare e quello dell'economia, con l'inflazione che è balzata nel 2022 a oltre il 9% e poi si è assestata intorno al 7%, ed è stato quello un po' il motivo che ha dato forza alla campagna di Trump, consentendogli di raggiungere un obiettivo al quale forse non credeva nemmeno lui: la rielezione dopo tutto quello che era successo nel 2020 e dopo quello che era successo il 6 gennaio. Il discorso però è stato anche un discorso contraddittorio.
nel senso che Trump lo ha concluso affermando di voler passare alla storia come un pacificatore. Però i suoi contenuti, per quanto riguarda la politica estera, sono stati contenuti di estrema aggressività, soprattutto quando si è espresso nel senso di volersi riprendere il canale di Panama, che è una dimostrazione di come la politica estera di Trump porterà a una acuizione delle tensioni internazionali e della instabilità del sistema internazionale. Quanto a quello che è stato detto in apertura, gli Stati Uniti sono un impero. Gli Stati Uniti sono sempre stati un impero. Thomas Jefferson, terzo presidente degli Stati Uniti, che ha governato il paese tra il 1801 e il 1809, definiva gli Stati Uniti l'impero delle libertà. Il problema non è tanto la proiezione internazionale degli Stati Uniti, il senso della missione, il sentirsi investiti da un disegno provvidenziale, che è un aspetto che ha richiamato Trump quando ha parlato di destino manifesto, quando ha parlato di Dio che lo ha salvato dall'attentato per tornare a far grande l'America. Il problema è quello dei contenuti. Ecco, Jefferson all'inizio dell'Ottocento pensava a diffondere i valori di Repubblica. Successivamente questa missione statunitense si è arricchita anche dei contenuti della cosiddetta democrazia ovviamente declinata in senso occidentale alla metà dell'Ottocento, e in Trump invece è un impero che tende a essere soprattutto economico, di qui il riprendersi il canale di Panama, importantissima via per la navigazione, una via che gli Stati Uniti vogliono sottrarre al parziale controllo cinese, perché nominalmente il canale di Panama è sotto la sovranità appunto dello Stato di Panama, però i porti lungo il canale sono stati appaltati a un'azienda che è controllata di fatto dal regime di Pechino. Quindi è un discorso che apre quelle che sono le vecchie prospettive degli Stati Uniti, il voler forgiare il mondo a propria immagine e somiglianza, però con un'accentuazione molto forte sul perseguire gli interessi economico-finanziari degli Stati Uniti e con un approccio estremamente aggressivo per quanto riguarderà la politica estera. Certo. Ma parliamo di impero, un conto è diciamo, la parte ideologica dell'impero, perché noi comandiamo, eccetera. Un conto invece è quando diventa una questione economica, e in questo senso Trump sta portando l'America a mettere dei dazi per l'importazione, e questo cambierà completamente l'economia con il resto del mondo, portando naturalmente l'America a un certo livello e a sacrificio di tutte le altre nazioni che peraltro sono alleate degli americani. Certo, ma veniamo da anni di integrazione di mercati. Esatto. Gli Stati Uniti vogliono tornare al protezionismo doganale che li ha caratterizzati fino alla Seconda Guerra Mondiale. Certo. McKinley, al quale vuol tornare a dedicare la cima più alta degli Stati Uniti, è stato proprio il presidente che fra il 1897 e il 1901 ha attuato una politica di protezionismo doganale estremamente rigido, innalzando le barriere tariffarie, e questo è quello che Trump vorrebbe ripristinare. Come dicevo la volta scorsa, senza rendersi conto dei ritorni positivi che in parte ha avuto l'integrazione dei mercati, perché la classe medio-bassa statunitense, che poi è quella che rappresenta il grosso dell'elettorato trumpiano, riesce ad avere un tenore di vita accettabile proprio grazie all'importazione di prodotti di consumo a basso costo prodotti nella Repubblica Popolare Cinese. Ma questo non va a vantaggio di Trump, perché Pontelli, se io aumento i dazi
è vero che sacrifico la produzione estera e quindi avvantaggio una produzione interna, però a pagare i dazi sono sempre gli americani. Quindi è un boomerang che però è una tassa e la tassa va in tasca allo Stato e se, come dice Trump, investirà in tecnologie, quindi l'intelligenza artificiale più che in altre tecnologie, chiaramente questo avvantaggerà gli Stati Uniti rispetto agli altri Stati. A lei. Ma un discorso abbastanza complesso, io direi questo, esisteva un mondo fino a lunedì scorso che non esiste più. Il mondo da lunedì pomeriggio, anzi lunedì mattina per gli Stati Uniti, è cambiato radicalmente e per certi versi secondo me, che è quello che noi in Europa non abbiamo capito, perché io sono allucinato dalle reazioni che abbiamo avuto dei media nazionali che si sono spesi per ragionare se il braccio di Musk fosse o non fosse un saluto nazista, quando invece evidentemente non sono in grado di capire i contenuti. Noi ci troviamo veramente in una nuova era geopolitica e strategica fondamentale. Quello che nessuno ha capito è che Trump ha indicato sotto traccia chi è il nemico. Il nemico è la Cina. Ma non è un nemico. Guardate, io ieri ho partecipato ad un convegno di salone di imprese e ho saputo, tra gli altri interventi di persone che fanno parte del sistema industriale, una notizia che mi ha gelato il sangue. Ora la Cina esporta 4 milioni e mezzo di auto, d'accordo? Lasciamo perdere che sono auto a carbone che vengono prodotte col 62% di energia elettrica che viene dalle centrali a carbone, che la Cina importa 5 miliardi di tonnellate all'anno per forgiare e incentivare il proprio sistema industriale. Nei prossimi 2 anni, massimo 3, la Cina sarà in grado di esportare 30 milioni di auto. E nel 2030, ne parlavamo l'altra volta, avrà quella flotta navale e militare che gli permetterà di invadere Formosa. Ora, io chiedo a tutti i geni dell'Europa, soprattutto a von der Leyen, siamo sicuri che la Cina abbia... Noi non stiamo combattendo una guerra economica, solo gli americani lo hanno capito, perché dietro le auto cinesi c'è un disegno politico, c'è uno Stato che sovvenziona, del quale fa anche parte nell'azionariato, le prime 5 case automobilistiche sono finanziate dallo Stato, per cui noi abbiamo dei gruppi privati, Volkswagen, Audi, Chevrolet, tutti quelli del mondo occidentale, che hanno come concorrente lo Stato cinese, il quale ovviamente ha delle risorse finanziarie inimmaginabili, anche perché se la stampa la moneta eventualmente. Per cui, e questo è il primo scenario. Noi siamo di fronte ad una nuova guerra fredda, dove da una parte c'è la Cina, dall'altra parte ci sono gli Stati Uniti. L'Europa è la Germania di allora. L'Europa si può fare 2 cose, si può dividere, una sceglie la Russia, una sceglie la Cina, come vorrebbe Ursula von der Leyen, che ha detto ieri incentiviamo di più la transizione elettrica. Vuol dire che non hai capito nulla, perché tu hai 2 poli industriali, economici, istituzionali e strategici, che sono i primi 2 fondamentali inquinatori del mondo, a quale aggiungiamo la Cina, che rappresenterebbe il nostro braccio politico operativo all'interno dei BRICS, perché è molto più orientate verso le nostre istituzioni occidentali che non verso la Cina, e noi continuiamo a parlare di elettrificazione, cioè quello che emerge, un mondo, noi dobbiamo fare una scelta, o scegliamo gli Stati Uniti liberamente, o scegliamo la Cina. Non possiamo continuare a fare gli ultimi della classe, come giustamente siamo gli ultimi della classe, perché Trump non ci ha neanche mai nominato. Guardate, all'inizio degli anni 2000 va riconosciuto, l'Unione Europea voleva dare alla Cina lo status di economia di mercato. L'unica che si oppose con forza fu l'allora vicepresidente di Confindustria, la dottoressa Ferrarini, la quale si impuntò e riuscì a non far passare questa decisione. Ma noi a livello politico, a livello europeo, noi siamo la Cina. Noi siamo un'economia socialista dove lo Stato decide che tu devi andare con l'elettrico. La frase, secondo me, più giusta che ha detto Trump, i toni puoi condividerli o meno, sul Panama è evidente che l'errore è stato fatto nel 99 e Trump cerca di porvi rimedio, quando ha detto ognuno si comprerà
l'auto che vuole. Questa è la libertà, questa è la democrazia, tutto il resto è socialismo, che piaccia o non piaccia. Noi viviamo, l'Unione Europea è diventato uno Stato socialista e questo vuol dire che noi siamo meno liberi. Se voi vogliamo continuare verso questa direzione politica, noi andremo sempre più verso la Cina, come ha confermato anche ieri a Davos Ursula von der Leyen, dimostrando di essere una persona, lei, assolutamente inadeguata a gestire una fase storica fondamentale, perché ripeto, noi siamo di fronte all'istituzione della nuova guerra fredda. Russia e Cina, no scusate, Cina e Stati Uniti. Questa è la realtà, l'abbiamo già vissuta negli anni 50 perché ci fu il muro di Berlino, adesso si è già creato un muro, è un muro virtuale per fortuna, perché comunque stiamo sempre parlando di economie che sono interconnesse tra di loro, per cui per quanto ci possa essere una contrapposizione ideologica e strategica, è evidente che comunque qualcosa lo si fa passare, perché tutti e due sanno, tanto la Cina quanto gli Stati Uniti, che nessuno dei due può vivere senza l'altro. Però, data questa, tutti e due possono vivere senza l'Unione Europea. Noi abbiamo, ma vi ricordate, noi, tutti i nostri esperti di economia, noi siamo una economia export oriented. Ma adesso cosa facciamo? Noi abbiamo penalizzato gli stipendi, penalizzato la domanda interna, adesso abbiamo sempre esportato verso gli Stati Uniti. Adesso gli Stati Uniti dicono, ascoltami, non può essere un flusso a senso unico, perché giustamente un americano ti dice, ma perché dovete solo esportare voi e da noi non comprate nulla? L'esempio più classico è stato citato prima, è con l'intelligenza artificiale, che è un settore che a me non piace. Non produce materiale da esportare. Cioè, ne produce, ma ne produce sicuramente perché è stata la prima a delocalizzare. Però l'esempio classico ce l'abbiamo. Perché l'economia americana è un'economia di guerra, lo è sempre stata. L'unico che si era opposto a questo tipo di economia è stato John Fitzgerald Kennedy, che voleva cambiare un po' le cose, ma non c'è riuscito perché l'hanno fermato prima. Ma l'America ha sempre lavorato in questa maniera. Il riciclaggio dei soldi dello Stato fa le guerre e poi chi è che guadagna sulle guerre? Tipo Afghanistan piuttosto che Iraq, eccetera. Ci sono le grandi compagnie, vanno là e si portano via anche noi abbiamo le grandi compagnie. Quantità di petrolio che naturalmente non pagano perché si fa così ed è finito. Non hanno nulla da esportare, l'unica cosa che sono riusciti a esportare adesso, dopo la guerra in Ucraina, è stato il gas, che ne hanno una quantità enorme e hanno petrolio che hanno portato via dall'Iran e l'hanno portato hanno anche lo shale oil, sono i primi produttori al mondo e l'hanno portato in America, adesso ne hanno talmente tanto che e noi lo stiamo pagando più caro. La domanda è... Allora, questa è l'economia americana. Adesso se l'America vuole vendere deve incominciare a costruire i telefonini, ma non comprarli dalla Cina e venderli a noi. Ma questo è il passo successivo e sono assolutamente d'accordo con lei. Come applicherà il dazio l'America quando non ha prodotti, si lagna che non ha prodotti, nessuno compra i prodotti americani, non ci sono prodotti americani, questo è il punto. Sono d'accordo con quanto diceva il professore, basso di gamma al di là delle chiacchiere, risolvere il problema, cosa produrrà l'America? Resta il discorso di base per farvi capire la differenza tra Stati Uniti e Unione Europea. Gli Stati Uniti, ed è un settore che a me non piace. Comunque hanno stanziato 500 miliardi per l'intelligenza artificiale e noi stiamo varando un regolamento. Questa è la realtà. Noi facciamo regolamenti perché l'Unione Europea ha fallito clamorosamente, non è in grado di gestire questo tipo di problematiche europee, non ha una politica estera. Pensate che io ho sentito ieri mattina la responsabile, il vicepresidente della Commissione Europea, tale Kallas, che è dell'Estonia. L'Estonia fa 1.440.000 abitanti, meno di Milano, ed ha un PIL di 40 miliardi, che è meno di un decimo di quanto faccia la Lombardia. Questo per darvi l'idea a chi diamo noi la nostra politica estera, che ha detto dobbiamo fare gli eserciti, dobbiamo portare la spesa militare al 5%. Ma io mi domando e dico, ma come possiamo pensare che una persona sarà brava? Non mi interessa. Una persona che viene da un paese che è infinitesimale a livello economico e politico all'interno dell'Unione Europea, decidere della politica estera di nazioni come la Germania, la Francia, l'Italia, la Spagna, il Portogallo e via di seguito. È sbagliato ideologicamente. L'Unione Europea sta dimostrando a livello istituzionale che è una bufala, perché è stata essenzialmente un'istituzione burocratica. Cioè, adesso l'esempio classico ce l'abbiamo con il gas.
Dopo il Covid, cosa vi avevano detto? Il gas aumenta perché il gas è quotato ad Amsterdam. Chi lo ha voluto? Prodi. Perché l'ha voluto? Voleva dare visibilità all'euro e magari probabilmente anche attraverso le lobby finanziarie. Noi siamo nella medesima situazione di 3 anni fa. L'Europa non riesce neanche a intervenire sugli errori fatti precedentemente e per di più ci mettiamo anche noi, perché se noi aumentiamo le accise sul gasolio un'altra volta, quella che voleva togliere le accise, abbiamo un'aspettativa di aumento della bolletta elettrica del 15% che arriverà al 30%. Bene, l'autorità francese ha dichiarato l'altra settimana che diminuirà le bollette del 15%. Adesso io vi chiedo, ma come fanno queste persone che hanno creato questo disastro? E in primis ci metto Prodi, Draghi, che hanno venduto gli asset energetici, pensare di tirarci fuori da questa situazione? Ci deve essere un azzeramento totale politico, non c'è niente da fare, se no continueremo a pagare più accise, continueremo a pagare più tasse e noi perderemo. Guardate che ieri ho parlato con il presidente della Confapi, e che lavora soprattutto nel settore automotive. Lui mi ha detto: guarda che lo scenario nostro non è grave, è drammatico. Noi nella provincia di Padova, se non avessimo gli ammortizzatori sociali, manderemmo per strada migliaia di dipendenti. Certo, ma torniamo a Trump. Quanto influisce Trump su questa cosa? Prego. Professore. Dunque, se torniamo a Trump, torniamo anche al progetto politico di Trump, certo, che è quello di far risorgere la produzione manifatturiera statunitense, non soltanto le autovetture, ma anche il telefonino che agitava lei. Quando parliamo di economia di guerra da parte degli Stati Uniti, bisogna anche stare attenti e essere anche un po' preoccupati, perché io non sono molto convinto dell'utilizzazione del termine nuova guerra fredda, perché la guerra fredda, quella storica, è stata soprattutto un conflitto ideologico più che un conflitto militare. Però ricordiamoci che la guerra fredda, quando si è fatta calda nelle periferie. Certo. E adesso l'Europa purtroppo è diventata la periferia del globo. Certo. Quindi il rischio è quello di ritrovarsi la guerra in casa. Ne abbiamo avuto in parte un'anticipazione con quello che sta avvenendo dal 2022 tra Russia e Ucraina. Quindi questo è un rischio che l'Europa corre accanto agli aspetti economici che sono innegabili, perché l'Europa non ha un sistema di sicurezza collettivo alternativo a quello fornito dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti dal 1949 con il Patto Atlantico, con la NATO, si sono impegnati a tutelare la sicurezza dell'Europa, e questo l'hanno fatto anche oltre la fine della guerra fredda, perché ricordo le guerre civili nei Balcani sono finite grazie agli interventi militari mirati dell'amministrazione Clinton nel 1995 per quanto riguardava la Bosnia e nel 1999 per quanto riguardava il Kosovo. Siamo in un momento però in cui Trump non è assolutamente interessato a mantenere un impegno militare in Europa, che è anche incomprensibile ai suoi elettori, no? Ci sono delle difficoltà interne negli Stati Uniti, non si capisce la ragione per la quale gli Stati Uniti debbano continuare a impegnarsi a tutelare l'Europa. E il problema lo saggeremo con la questione del cessate il fuoco, della pace, di una soluzione alla crisi in Ucraina, perché è chiaro dove stiamo andando nel senso di regalare a Vladimir Putin la Crimea, che di fatto si era già presa, e il Donbass, che invece è ancora, diciamo così, conteso fra i due paesi. Però il problema sono le garanzie che verranno date all'Ucraina. Chi dà le garanzie all'Ucraina? Le dà l'Europa, che ha una forza militare che esiste soltanto sulla carta? Le dà la NATO, nella quale
Trump non si vuole impegnare? Lo danno in prima persona gli Stati Uniti? Non direi proprio. Quindi la soluzione della crisi in Ucraina ci darà una anticipazione di quelli che saranno i problemi della periferia dell'impero, che non sono soltanto problemi di natura economico-finanziaria, ma sono anche problemi di sicurezza collettiva. Certo, difatti divide et impera, così stava in piedi l'impero romano e così sarà anche per l'impero americano. Sì, ma quella è sempre stata la politica di Trump. Sì. Non a caso non è stata invitata Ursula von der Leyen all'inaugurazione. Lasciamo stare che stava male, poco in salute, perché Trump non considera assolutamente l'Unione Europea. La sua politica è quella di disgregare l'Unione Europea, moltiplicare la Brexit, e quindi in questa maniera sarà facilitato, le aziende statunitensi saranno facilitate a partire alla conquista dei mercati europei, e certo, le avance fatte da Musk per i sistemi di telecomunicazione con l'Italia ne sono una piccola anticipazione. Sì, ma soprattutto quello che non riusciamo a capire ancora, l'effetto che ci sarà sull'intelligenza artificiale. Prego, Pontelli. Ma appunto, Trump ha appunto già avviato questo finanziamento di 500 miliardi, invece l'Europa vara il regolamento. Questo vi dà l'idea del nostro ritardo colossale, che è un ritardo che adesso, cambiando il mondo da lunedì scorso, vedete, il discorso è sempre quello. Gli Stati Uniti, che piaccia o non piaccia, sono la prima economia del mondo. Io ricordo 10 anni fa che dicevano nel 2020-2018 vedrai gli Stati Uniti verranno superati dalla Cina, e la Cina è aumentata molto a livello PIL, ma non è riuscita ad arrivare a livello degli Stati Uniti. Sono la prima industria bellica, indubbiamente, sono la prima industria bellica. Resta il discorso di base che se noi non riusciamo a capire che il mondo è cambiato, ma è cambiato radicalmente in una mattina, pomeriggio per noi continueremo ad essere sempre gli ultimi della fila. Certo. Il problema è proprio questo. Anche quando si dice c'erano quelli di Facebook, di Amazon, Musk e via di seguito, ma le grosse aziende sono governative. Se avesse vinto Kamala Harris sarebbero andati lo stesso. Ma perché? Perché una grossa azienda, specialmente con degli interessi, queste multinazionali hanno degli interessi talmente grandi, lo diceva anche Agnelli, la Fiat deve essere governativa, per cui le stesse aziende devono essere governative. E invece noi, che non capiamo ancora nulla a livello di analisi economica, noi siamo ancora a ragionare: tu sei di sinistra, io sono di destra. Non esistono più le contrapposizioni ideologiche, esistono le contrapposizioni per interesse, come diceva lei, di guerra, finanziario, economico e ovviamente politico. Quando noi dobbiamo ragionare in termini di prospettiva, vediamo quali sono gli obiettivi di Trump. Uno, eliminare Israele, eliminare l'Iran. Certo. Attraverso la politica di Israele, bombardando le centrali, eventualmente le centrali nucleari, anche perché Israele ha un'età media di 19 anni e ha un mercato florido per tutti. Per cui, e con il beneplacito di tutti quanti quelli che una volta venivano definiti i regimi medio orientali moderati, perché l'Iran finanzia tutti quanti i gruppi estremisti, e sarebbe un bene per tutti, secondo in quest'ottica. Secondo è, come diceva giustamente il professore, azzerare il problema ucraino, concedendo qualcosa, perché è inevitabile che se tu vuoi dare un accordo, lo diceva anche Schmidt, tu devi dare una porta di uscita al nemico messo spalle al muro, devi indicargli la porta per trovare un accordo. Quindi qualche concessione dovremmo farla noi, dovrà farla Zelensky, e probabilmente, speriamo, dovrà farla anche Putin, se vogliamo veramente raggiungere un equilibrio. Poi sulla garanzia è evidente che qua subentra il problema che noi non abbiamo un esercito. In prospettiva, leggevo ieri che Trump vuole già ritirare 20.000 militari dall'Europa perché, come diceva giustamente, non ha intenzione di esporsi più per l'Europa. L'Europa, e questo noi non vogliamo ancora, noi siamo diventati marginali. È per quello che io ho detto, forse il termine non è corretto, noi siamo la Germania del dopoguerra. Non contiamo nulla, ci possiamo dividere Germania dell'Est, Europa dell'Est o Europa dell'Ovest, ma questa è la realtà, perché i due poli ormai si sono già creati e in prospettiva si faranno la guerra. Già adesso se la fanno commerciale e finanziaria. Speriamo che non si arrivi ad una guerra di contrapposizione militare,
a meno che la Cina non decida di invadere Taiwan. Ma le prospettive di guerra sono queste. E, ripeto, la guerra commerciale è già cominciata. Certo, come diceva giustamente lei, l'iPhone fatto in Cina, adesso in parte viene fatto anche in India, questo già vi dà l'idea. Quando un'azienda come l'Apple, che faceva fare il proprio iPhone in Cina e adesso una parte viene fatta in India per capire anche se la manifattura è adeguata, vuol dire che molte aziende stanno cominciando a capire che è ora e tempo di venire via dalla Cina. È un processo che non può avvenire in 6 mesi, perché negli ultimi 30 anni siamo andati noi in Cina a renderli forti, e questo, lei lo ripeteva l'altra volta, la colpa è nostra, indubbiamente. Noi abbiamo cercato solo il vantaggio finanziario immediato, non capendo che trasferendo il know-how, i primi concorrenti dell'Apple erano i vecchi contoterzisti, usando un termine, i vecchi laboratori che facevano lavoro per l'Apple, sono diventati loro stessi i primi concorrenti. Se l'Apple sta andando in India, vuol dire che evidentemente a livello di sentore la Cina rappresenta un problema, e invece noi cosa facciamo? Continuiamo l'Europa a finanziare il passaggio di un ipotetico elettrico importando dalla Cina. Questa è la realtà. Certo. Bene. Una breve conclusione, professore. Cosa sarà Trump secondo lei in proiezione per i prossimi 5 anni? E la domanda è, poi dopo 4 anni lui abbandonerà, oppure nel frattempo creerà una sorta di subbuglio, come l'ha già fatto precedentemente, per fare il terzo mandato? Ormai è di moda anche là. Come diceva la volta scorsa, costituzionalmente non lo può fare, sì. Nel senso che i mandati non possono essere più di 2, a prescindere che siano consecutivi. Questa è la regola. O non consecutivi. Quello che può fare è quello di preparare la strada a un trumpismo senza Trump, e J.D. Vance, il suo delfino, l'attuale vicepresidente, è pronto per riceverne l'eredità. Su quello che farà Trump è noto per la sua imprevedibilità, però una cosa che è relativamente prevedibile è il fatto che Trump abbia una politica estera che porterà inevitabilmente a un aumento delle tensioni internazionali e quindi a una instabilità del sistema internazionale. Lo ricordava prima, l'abbiamo ricordato prima, uno degli obiettivi di Trump è quello di eliminare il regime comunista attualmente al potere in Iran, e questo significa che, nonostante il cessate il fuoco su Gaza raggiunto pochi giorni prima dell'insediamento di Trump, il conflitto in Medio Oriente inevitabilmente andrà ad ampliarsi, anche perché questi attacchi militari creano un fortissimo senso di rivalsa in coloro che sono colpiti dagli attacchi israeliani. Certo. Quindi diventa, diciamo così, una maniera per alimentare il terrorismo. Quindi è una situazione che è destinata a un aumento della tensione. Quindi sulla politica interna Trump in questo mandato ha maggiore libertà rispetto al 2017, perché formalmente ha un mandato popolare, in quanto ha ottenuto la maggioranza, sia pur relativa, del voto popolare. Però gli Stati Uniti restano un paese profondamente diviso, in 2 metà numericamente quasi equivalenti, perché, mettendo da parte il terzo che non è andato a votare, il distacco in termini di voto popolare tra Kamala Harris e Trump è stato intorno all'1,5%, il distacco più basso dalla fine dell'Ottocento. Quindi è una società che continua ad essere spaccata, e io trovo inquietante per il futuro degli Stati Uniti come si è conclusa la presidenza di Biden, cioè con il perdono presidenziale preventivo concesso ai membri
della commissione d'inchiesta sul 6 gennaio 2021 che avevano concluso che Trump aveva fomentato l'insurrezione con il perdono presidenziale preventivo all'immunologo Anthony Fauci, accusato di chissà quale cospirazione ai tempi del Covid-19. Ecco, gli Stati Uniti, ricordavo prima Thomas Jefferson, sono da decenni, se non da secoli, considerati la culla della democrazia occidentale. Questo tipo di dinamiche per cui l'amministrazione uscente teme le vendette politiche dell'amministrazione entrante sono un segnale estremamente pericoloso per quella che è la democrazia. Certo. Non soltanto statunitense, ma occidentale, perché purtroppo, a torto o a ragione, noi occidentali subiamo a distanza di pochi anni le ripercussioni di quello che avviene negli Stati Uniti. Quindi certo. La mia conclusione è che non sono per niente ottimista sui prossimi 4 anni e nel caso che Vance raccolga l'eredità di Trump non sono ottimista nemmeno per i prossimi 8 anni. Bene, anzi male. Prego Pontelli, una conclusione su questo Trump improvvisato. Allora, ieri ha annunciato un accordo con l'Arabia Saudita per mantenere sotto controllo il prezzo del petrolio, perché lasciamo perdere i nostri deliri ambientalisti. Il petrolio rappresenta ancora oggi la fonte principale per la produzione di qualsiasi di energia, produzione industriale e via di seguito. E questo sicuramente è un bene, perché quello era il famoso patto che aveva fatto e che Biden annullò per aprire all'Iran, uno degli errori più clamorosi di cui dovrebbe rispondere Biden, non tanto di altre cose, perché l'Iran è tornato fondamentale all'interno dello scenario internazionale grazie all'apertura di Biden e soprattutto al tradimento dell'accordo che aveva fatto con l'Arabia Saudita, che non ha mai perdonato all'amministrazione Biden questo tradimento. In prospettiva Trump ha 2 fortune: primo, che non ha la necessità di essere rieletto, quindi si sente assolutamente libero di fare quello che vuole, per cui non dovendo essere rieletto. Io lunedì guardavo, più che guardare Trump, guardavo appunto il suo vice Vance, che mi dicono sia un fuoriclasse, e io lo conosco poco per cui non posso esprimere un giudizio. Per cui a livello strategico operativo noi saremo messi di fronte a delle scelte, perché noi non possiamo continuare a fare gli ultimi della fila, quelli che si accodano alle scelte degli altri. E ora è tempo che anche l'Europa cominci a fare delle scelte precise. Negli ultimi, dal Covid in poi, noi abbiamo preso una deriva assolutamente sbagliata, assolutamente disastrosa, e i dati sull'occupazione lo dimostrano ora, perché ricordiamoci che le decisioni che prendi oggi, gli effetti si riverberano nei prossimi 4, 5, 10 anni. Per quanto riguarda l'amministrazione Trump, sarà ovviamente un'amministrazione in chiaroscuro, per cui sotto il profilo economico-finanziario io non sono convinto che i dazi verranno automaticamente calcolati sul prezzo finale, perché quando si parla di questo tipo di importazioni i volumi sono talmente grandi per cui anche un dazio del 10%, come sembra potrebbe essere messo ai prodotti made in Italy, verrà in parte diviso tra l'importatore e il produttore, per cui alla fine il prezzo finale avrà delle modifiche minime. Il problema è a livello strategico, perché se gli Stati Uniti, come dicono, volessero veramente abbandonare un po' l'egemonia militare in Europa, che ancora adesso detengono, è stato ricordato giustamente prima, io ricordo noi eravamo in spiaggia e vedevamo partire da Aviano, perché la rotta passava proprio davanti e sopra Jesolo, i caccia che partivano da una base NATO, mica partivano da una base italiana o da una base europea. E questo a livello strategico... Ad Aviano ci sono le bombe atomiche. Esattamente, per cui quando li vedevamo praticamente arrivare dal mare, quando tornavano indietro scarichi, e li vedevamo praticamente, sembrava venissero su dal mare. E quella era una cosa che era abbastanza inquietante. Però la realtà è questa. È anche vero però che non credo che dotarsi noi di una forza militare ci permetterebbe di avere un nuovo ruolo all'interno. Noi siamo la periferia del mondo, lo siamo perché l'abbiamo voluto noi, perché quando noi giochiamo solo sull'export e non giochiamo sulle nostre ricchezze interne, noi inevitabilmente siamo stati marginali, siamo cresciuti
Vi ricordate che noi crescevamo con l'inflazione perché questo permetteva ai nostri prezzi di essere più competitivi. Il paradosso è che questa è stata una politica disastrosa, gli effetti si vedono ora. Gli Stati Uniti sono tornati ad essere il motore del mondo, nel bene e nel male. Noi dobbiamo scegliere se fare la Germania dell'Est o la Germania dell'Ovest. È una scelta che l'Unione Europea deve fare e da quello che mi sembra vedere è che noi sceglieremo la Cina e questo è terrificante. Certamente. Bene, il problema non finisce qua, per cui ci troveremo più avanti e analizzeremo passo passo cosa fa il nostro Trump, il nuovo imperatore degli Stati Uniti. Certo, grazie al professor Stefano Luconi e grazie al collega Francesco Portelli. Grazie mille. Grazie per essere stati con noi, per averci così prospettato quelle che potranno essere le situazioni a cui andremo incontro nei prossimi anni e staremo a vedere, ovviamente staremo bene attenti a cercare di capire come si muoveranno le pedine in questo nuovo scenario. Come giustamente diceva Francesco, il mondo, e l'ha detto anche in parte anche la von der Leyen, il mondo è cambiato da lunedì. Grazie per essere stati con noi, per i nostri telespettatori un attimo di pubblicità e poi ritorniamo con la nostra rubrica del Memento. A tra poco.